dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale e all'insegna dello sport. Attenzione, diamo ora lettura delle formazioni che scenderanno in campo per Pirossigeno Cosenza Feldi Eboli. Gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A calcio a 5. Arbitrano l'incontro i signori Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lidio, Walter Suelotto della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvati dal cronometrista Gennaro Cefalà della sezione di Lamezia Terme. Signori, buon pomeriggio e benvenuti nella Tana dei Lupi, benvenuti al Pala Cosenzia. Feldi Eboli, numero 3 Dalcin, numero 4 Degan, numero 5 Venanzio, numero 7 Caponigro, numero 9 Liberti, numero 11 Calderolli, numero 13 Lucas Braga, numero 17 Montefalcone, numero 21 Marinovic, numero 22 Galliani, numero 24 Restaino, numero 77 Selusio. Il mister è l'allenatore Samperi. È arrivato il momento di presentare la nostra squadra. Accendi le luci, accendi le torce. Benvenuti nella Tana dei Lupi, Pirossigeno Cosenza. Numero 1 Giovanni Marano, numero 3 Alessio Adornato, numero 6 Pari De Marchio, numero 9 Tiziano Chilelli, numero 10 Gustavo Bavaresco, numero 11 Mario Pagliuso, numero 12 Bruno Petri, numero 17 Carlitos, numero 18 Pelesigno, numero 22 Felipigno, numero 24 Leonardo Del Ferraro, numero 91 il fenomeno Jeff Titon, allenatore è il mister Leo Tuoto. Andiamo Lupi! Sembra impossibile che seguo ancora te. La voce di Piero Tucci ad accompagnarvi, amici telespettatori, per questo Pirossigeno Cosenza Feldi Eboli. È la 23esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 ad affrontarsi i padroni di casa cosentini,
e i campioni d'Italia del presidentissimo Di Domenico in questo match che all'andata ha regalato spettacolo. Terminò 2-1 a favore delle Volpi e che quest'oggi sicuramente si preannuncia infuocato, soprattutto dopo che nel turno infrasettimanale la Pirossigeno Cosenza è caduta al Palagnolù di Mantova e ha rimesso in vita la formazione virgiliana in corsa per la salvezza. Quest'oggi vorrà sicuramente far punti contro un avversario ovviamente di un livello veramente alto. Andiamo subito a leggere le formazioni come già anticipate tra l'altro dal nostro Piero Tucci. La Pirossigeno Cosenza si schiera con Del Ferraro e Marano tra i pali, Adornato, Marchio, Chilelli, Bavaresco, Paiuso, Bruno Petri, Carlitos, Pelesigno, Felipigno e Titon. Restano fuori Scalambretti e Poti, che quest'oggi è squalificato. Invece la Feldieboli risponde con i portieri che sono Dalcin e Montefalcone, poi Degan, Venanzio, Caponigro, Liberti, Calderolli, Lucas Braga, Marinovic, Galliani, Restaino e Selusio. Questi sono i dolci scelti da coach Samperi. Restano fuori Douglas Nicolodi, che tanto bene ha fatto da quando è arrivata la Feldieboli, e soprattutto Bomber Ale Patias. Andiamo subito a vedere quelli che saranno i quintetti di partenza. La Feldieboli attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, si schiera con Dalcin in porta, Venanzio, Restaino, Calderolli e Lucas Braga. Dall'altra parte la Pirossigeno Cosenza risponde con Del Ferraro, Marchio, Pelesigno, Felipigno, Bruno Petri. Questi gli starting five. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Padroni di casa in maglia rosso-blu con calzettoni e calzoncini blu, Del Ferraro completo viola. Invece la Feldieboli in maglia bianca con dettagli rosso-blu, calzettoni e calzoncini bianchi. Dalcin, maglia e calzoncini arancioni, calzettoni bianchi. Primo pallone sul quale, come abbiamo detto, c'è Lucas Braga. Tutto pronto per l'inizio del match. È arrivato il fischio del direttore di gara. È iniziata Pirossigeno Cosenza Feldieboli. Buon futsal a tutti. Restaino, pallone per Venanzio, quindi Fabrizio Calderolli in profondità a cercare e trovare Braga. Hanno la meglio Pelesigno e Marchio, poi è rimasto a terra Lucas Braga. Mette giustamente fuori il pallone Marchio. La rimessa laterale sarà per la Feldieboli, che ovviamente restituirà il pallone rosso-blu. Ricapitolando il match d'andata, ricordiamo il gol di Del Ferraro, ricordiamo l'espulsione di Bruno Petri e la vittoria di rigore della Feldieboli, che con la realizzazione di Fabrizio Calderolli vinse per 2-1, un match che comunque, come già detto, fu equilibratissimo, come finora quasi tutte le partite stagionali di questa Pirossigeno Cosenza, che sta dando fastidio a tutti. Chiedere al Napoli 6 giorni fa, che qui si è fermato sul 2-2. Torniamo però in presa diretta, perché la rimessa laterale sarà a favore della formazione di coach Tuoto, che oggi parte con un quintetto leggermente diverso rispetto al solito. È un po' di tempo che Felipigno ormai è fisso nello starting five. Pelesigno invece è giunto alla terza partita consecutiva tra i primi 5. Viene servito proprio adesso da Felipigno, blocca Dalcin ai confini della propria area di rigore e poi esce palla al piede. Occhio, perché quello che Del Ferraro aggiunge alla Pirossigeno Cosenza in termini di gioco con i piedi, Dalcin lo aggiunge alla Feldieboli. Un portiere sicuramente che non ha bisogno di presentazioni, così come una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Non a caso è la squadra campione d'Italia, che rappresenta l'Italia in Europa, in Champions League da ormai 2 anni, che quest'anno ha ottenuto anche un risultato di prestigio, quale il 2-2 contro il Barcellona. Restaino va dall'altra parte dove c'è Calderolli, arriva il blocco di Lucas Braga, Calderolli vuole lo spazio per calciare, Bruno Petri gliela porta via, poi pallone che carambola sul volto di Pelesigno, rimessa laterale a favore della formazione ospite, già battuta. Braga si gira su Marchio e calcia. Del Ferraro para, ma ferma il gioco il direttore di gara. Restaino, Calderolli gira la sfera verso Braga,
Ora Venanzio, quindi Calderolli. In buca, in profondità, pallone controllato poi con il petto da Dalcin. Pallone direttamente verso la porta, scusate il gioco di parole, del Ferraro. La calcola molto bene e la lascia scorrere. Bruno Petri la protegge su Venanzio. Sicuramente un cliente scomodo da arginare per il numero 12 rossoblu, ma anche un cliente scomodo da fermare per il numero 5 in maglia bianca. Pelesigno cerca Felipigno, l'anticipo secco è di Calderolli, poi fallo di Pelesigno ai danni proprio del numero 11. Si chiariscono Bruno Petri e Restaino. Partita che è iniziata con un'intensità clamorosa. Primo fallo del match però, questo commesso dall'ex giocatore di Active Network e Fortitudo Pomezia. Felipigno intercetta la sfera, può puntare Calderolli, va di là dove c'è Bruno Petri. Viene verso il centro del 12 e conclude, trova la deviazione di Fabrizio Calderolli, trova anche il primo corner del match a suo favore. Felipigno fuori per Capitan Marchio, vorrebbe la salita di Del Ferraro ed effettivamente riceve l'estremo difensore. Lasciano giocare Braga e Calderolli, calcio del Ferraro, pallone direttamente sul fondo, voleva riprendere velocemente Dalcin, pallone che però non è stato subito giocabile per il portiere in maglia numero 3, Calderolli, a imbucare subito verso Lucas Braga, che oggi è il riferimento principale offensivamente parlando della Feldiepoli, visto che manca il capocannoniere della formazione rossoblu, ossia Ale Patias, con 17 gol. Restaino va alla conclusione, trova la deviazione di Felipigno, trova il conseguente calcio d'angolo. Calderolli dentro a cercare Venanzio, era passata la sfera, era arrivato in ritardo del Ferraro, non se l'aspettava più, però a quel punto l'ex giocatore del Meta Catania. Pallone che quindi è terminato fuori in fallo laterale, rimessa che verrà battuta adesso dalla Pirossigeno Cosenza. Marchio allarga subito per Del Ferraro, male, possesso riconsegnato alla formazione campione d'Italia. Calderolli fuori per Restaino, conclusione addosso a Felipigno, anzi a Pelesigno, non è finita, falloso l'intervento di Venanzio su Bruno Petri, gomito alto qui del numero 5. Andiamo subito a rivedere, vedete come con il gomito colpisca al volto il pivot georgiano e quindi primo fallo del match anche per le Volpi e punizione già battuta ancora a confronto Venanzio, questa volta con Pelesigno. Marchio prova a passare, viene fermato però Restaino, chiuso in fallo laterale da Pelesigno, già scintille tra i due, è rimasto a terra però Pelesigno. Proteste da entrambe le panchine. Si riprenderà col semplicissimo fallo laterale a favore della Feldieboli. Venanzio, Calderolli va a dare Restaino, l'idea è buona, fermato però da Pelesigno. Venanzio prima di Bruno Petri, poi di testa Restaino verso Calderolli, c'è anche Dalcin come risorsa. Calderolli la sfrutta appieno, allontana l'estremo difensore, pallone che stava per diventare buono per Restaino, giusto un pochino lungo, non è arrivato il 24, ha protetto molto bene l'uscita del Ferraro. Felipigno può puntare l'ex Giovinazzo, vuole andare sul mancino, poi calcia col destro Felipigno, pallone che è terminato sul fondo. Eccolo il primo stappo alla partita firmato Felipigno dopo 3 minuti e 27 secondi.
Liberty appena entrato in campo. Finisce a terra Calderolli, fallo, punizione già battuta. Pelesigno chiude in fallo laterale. Seconda infrazione per i rossoblù di casa. Dico di casa perché ovviamente anche i colori sociali della formazione campana sono i medesimi, quest'oggi invece in completo bianco con la classica divisa da trasferta. Felipigno a battere la rimessa laterale, sale la pressione di Liberty e Calderolli. Felipigno scambia con Pelesigno, poi parte il 22 inseguito da Calderolli, lo chiude in out, molto bene l'ex Acquestapone, che poi lascia il posto in campo a Marinovic, pronto a entrare anche Galliani. Felipigno dietro da Del Ferraro, rilancio lungo a cercare Felipigno, troppo lungo, Dalcin recupera la sfera, poi serve Liberty, quindi Venanzio, è entrato anche Titon tra le fila dei rossoblù. Liberty torna dietro da Marinovic, si fanno vedere Venanzio e Braga, servito il primo, si gira e vuole puntare Titon che lo chiude molto bene in fallo laterale. Marinovic torna dietro da Dalcin, occhio perché prende campo pure lui. Liberty, Marinovic vuole puntare Felipigno, viene verso l'interno Marinovic, lo ferma Felipigno, poi Titon, occhio al contropiede, porta palla lui, viene fermato molto bene, quindi Venanzio calcia, pallone che è terminato alto, occasione pure per la Feldieboli, afferma Venanzio Cini Baldazzo. Bruno Petri passa molto bene sulla pressione del numero 5 avversario che poi commette fallo, si continua per la norma del vantaggio, Titon si libera sulla sinistra, chiuso molto bene da Dalcin, tiene in campo la sfera Liberty, l'ha recuperata però l'ex giocatore di Mantova, Verona e Sporting Paris ed è tornato dietro da Del Ferraro. Ovviamente tra le tante formazioni in cui ha militato Titon. Felipigno la protegge, nessun tocco, fallo laterale a favore della Feldieboli. Fermato però il gioco perché è rimasto a terra il numero 22, 5-0-8 sul cronometro, ancora reti bianche al Pala Cosenza tra la Pirossigeno Cosenza e la Feldieboli. Dentro anche Giancarlo Selusio al posto di Venanzio ed è entrato anche Caponigro per Braga, quindi ha cambiato tutto il quartetto iniziale Samperi. De Ganna e Galliani gli unici giocatori in movimento a non aver messo ancora piede sul parquet. Marinovic alza per Caponigro, arriva prima Liberty che calcia in porta, trova l'intervento da parte di Del Ferraro. Liberty a scambiare, poi conclusione da fuori di Caponigro sulla schiena di Bruno Petri, sarà fallo laterale per la Feldieboli. Caponigro, pallone verso Liberty, vuole puntare Carlitos, anche lui è appena entrato, così come Bavaresco, nel frattempo recupera Bruno Petri e favorisce proprio l'intervento del 10. Bavaresco a servire Carlitos, è arrivata la deviazione di Caponigro, sulla seconda palla Bavaresco prova a imbucarla, senza tocco, rimessa Feldi. Liberty, pallone verso Dalcin, rilancio lungo a cercare Caponigro, di testa Bavaresco ma recupera subito Liberty. Selusio, ora Marinovic, ancora Selusio. Ragione il 77, serve poi sul posto Liberty, quindi Marinovic prende campo centralmente e calcia, pallone sul fondo, ci ha provato ancora la Feldieboli,
con Marinovic. Pallone che è terminato fuori. Nel frattempo siamo già all'altra parte, tocco di mano non ravvisato al direttore di gara. Riparte la Feldi con Liberti che serve Selusio, secondo palo per Caponigro, non è arrivato il numero 7, non c'è stata neanche deviazione di Carlitos, rimessa Pirossigeno Cosenza. Rischio qui però per i rossoblù di casa, che prima reclamavano un rigore e poi hanno rischiato di subire gol. È entrato anche Chilelli, Dalcin rimette in gioco per Galliani, pure lui appena entrato in campo. Scambia con Caponigro, quindi Marinovic. Caponigro, Marinovic, Galliani. Si va ora da Selusio. Marinovic. Può puntare Chilelli, scontro tra titani. Marinovic sull'esterno, calcia, trova la parata di Del Ferraro, ancora pericoloso. Il giocatore in maglia numero 21 della Feldi Eboli. Nel frattempo qui conclusione ciccata da parte di Caponigro. E Pirossigeno Cosenza che ha recuperato la sfera. Bavaresco per Carlitos, c'è spazio per andare. Carlitos serve Chilelli, il quale fallisce il controllo. Ghiotta occasione qui non sfruttata dai rossoblù. Galliani la vuole e la riceve Selusio. Marinovic, ancora Giancarlo Selusio, quindi Galliani controlla male, riesce ad andare comunque da Caponigro. Marinovic, giro palla della Feldi che non riesce a uscire dalla propria metà campo. Selusio, Galliani, ancora Selusio, prova a partire su Titon, resta sempre lì. Poi d'esterno serve bene in profondità Caponigro. A terra Selusio, tutto regolare. Galliani, c'è Marinovic lì a bloccare, eccolo servito. Finisce fuori Marinovic, tutto regolare per il direttore di gara. Pallone recuperato dalla Pirossigeno Cosenza con Carlitos che ha servito Bavaresco. Vuole la salita di Titon che invece chiede palla sul posto e salta molto bene Marinovic. Titon poi prova a imbucare per Carlitos, c'è la deviazione di Selusio, riparte Marinovic in 1 contro 3, se la mette sul sinistro e calcia. Grandissimo gol realizzato da parte di Marinovic che porta in vantaggio la Feldi Eboli quando siamo giunti al minuto numero 8 e 24 secondi. Gran gol di Dario Marinovic, 1-0 a favore dei campioni d'Italia. Ha fatto tutto da solo il croato. Nonostante stesse rientrando la difesa della Pirossigeno Cosenza, ha preferito andare in azione solitaria e ha realizzato quindi il gol del momentaneo vantaggio per la Feldi Eboli. Si stappa la partita grazie alla realizzazione di Dario Marinovic. Si riprende a giocare Bavaresco a cercare Carlitos, ancora Selusio a chiudere, recupera Carlitos che poi prova a servire Chilelli. Serie di batti e ribatti, ora Titon in banda può puntare, chiuso da Galliani. Calderolli la rilascia al 22, gioca bene adesso la Feldi Eboli, passaggio troppo corto per l'ex Acqua e Sapone. Dentro Bruno Petri, dentro Felipigno al posto di Carlitos e al posto di Chilelli. Proprio Felipigno vuole puntare in banda. La chiusura di Caponigro con l'aiuto di Lucas Braga. Del Ferraro, serve Bruno Petri, grande stop di petto da parte del numero 12, poi regolare l'intervento di Caponigro. Falloso invece quello di Bruno Petri, viene fischiato calcio di punizione a favore della Feldi Eboli, terzo fallo di squadra per la Pirossigeno Cosenza. Galliani a battere la punizione, a servire Selusio, quindi Lucas Braga tallonato da 2 uomini, la recupera Bruno Petri che poi finisce a fallo e a terra, trattenuta del 13, fallo a parti inverse questa volta. È entrato in campo Restaino, rientra anche Venanzio. Titon,
Va da Felipigno, che prova l'imbucata, intercetta Lucas Braga. Poi la chiusura in out di Felipigno, lascia scorrere la sfera Selusio. Venanzio da Dalcin, chiuso da Bruno Petri, pallone che comunque arriva a Lucas Braga, recuperato in un secondo momento da Titon. Ora Bruno Petri, nuovamente per il 91 che arma il destro, trova la deviazione da parte di Giancarlo Selusio, sarà corner a favore della Pirossigeno Cosenza. Pericolosa però con il tiro di Jefferson Titon. Ancora Titon di punta, pallone che è terminato fuori. Restaino da Selusio, mette il pallone poi tra i piedi di Lucas Braga che la protegge, prova a girarsi, calcia, trova la deviazione di Capitan Marchio e il conseguente fallo laterale. Pallone dentro per Venanzio, chiuso molto bene da Marchio, poi calcia Selusio, doppia deviazione, blocca del Ferraro. Titon, pallone verso Bruno Petri, quindi Felipigno ha davanti a sé Restaino, cerca i presupposti per puntarlo, poi serve Titon. Tra le linee per Bruno Petri, ancora una volta fermato, occhio al contropiede della Feldi, Restaino chiuso molto bene da Felipigno, sarebbe potuta essere un'altra occasione ghiotta per i campioni d'Italia, la chiusura del 22 però è decisiva. Del Ferraro, pallone verso Bruno Petri che viene fermato da Venanzio. Calderolli, Lucas Braga tallonato da Marchio, a terra, falloso l'intervento del capitano, quarta infrazione per i rossoblù e punizione Feldi. Entra in campo Marinovic per calciare questa punizione. Marinovic e Calderolli sul pallone. Riceve invece dal Cin, power play per la Feldieboli. Calderolli la alza, del Ferraro la blocca, poi vorrebbe calciare in porta, pallone che però è uscito, sarà corner. E rientra Braga per Marinovic. Troppo affettuosi nel frattempo Marchio e Venanzio. Richiamati entrambi dal direttore di gara. Calderolli a battere, la alza per Lucas Braga col destro, punta all'incrocio, palla che si alza, non di molto, occasione ancora per la Feldieboli con Lucas Braga. Marchio, pallone che torna da Felipigno. Sulla parallela a cercare il proprio capitano che la tiene molto bene in campo e calcia sul secondo palo. Pensava fosse arrivato Peresigno,
che in realtà era molto più arretrato. Occasione sprecata dalla Pirossigeno Cosenza, rimessa laterale invece per la Feldieboli. Che ha rimesso in campo il quartetto di partenza. Dalcin, esce palla al piede, serve Restaino, torna dietro da Venanzio, quindi Calderolli, la vuole Lucas Braga. Calderolli punta il centro, Restaino calcia, l'intervento di Del Ferraro in corner. Pallone dentro, c'è l'anticipo, poi sfera allontanata. La recupera Dalcin, dentro Liberti al posto di Restaino, porta palla Dalcin, power play Feldi. Venanzio, Calderolli dentro per Lucas Braga che si mangia un gol quasi fatto da 1 metro, non calcia verso la porta. A un passo dallo 0-2 campioni d'Italia, che qui recuperano la sfera con Venanzio, la cui conclusione sbatte sulla tibia di Pari De Marchio. Sarà rimessa laterale per le Foxes. Calderolli torna da Liberti, prova l'imbucata a cercare Lucas Braga. Bruno Petri a recuperare, vuole fare tutto da solo, messo a terra da Liberti, falloso l'intervento del 9 che chiede subito scusa. Punizione a favore dei rossoblù, terzo fallo invece per la Feldi. Felipigno da Bavaresco, quindi Pelesigno ancora Bavaresco. Felipigno nuovamente dal numero 10, Bruno Petri la protegge, poi serve Felipigno, la parata di Dalcin, attento sul primo palo, rimessa rossoblù. Bavaresco da Pelesigno, pressione altissima di Calderolli, finisce a terra Pelesigno, falloso l'intervento ai suoi danni da parte del numero 11. È il quarto anche per la Feldieboli. Calderolli invece diventa il primo ammonito del match dopo 13 e 11 secondi. Bavaresco, pallone per Bruno Petri, quindi Bavaresco, Felipigno ad alzarla per Bruno Petri, non c'è deviazione, pallone che è rimasto in campo. Bruno prova a metterla per Felipigno, alla fine Pelesigno la tiene giocabile. Bavaresco dentro per Felipigno, la paratissima da parte di Dalcin, poi vorrebbe il rigore la Pirossigeno Cosenza. Il miracolo qui di Carlos Dalcin, parata da fuori classe, qual è? Del numero 3, che salva la Feldieboli, punteggio ancora sullo 0-1. Occasionissima per la Pirossigeno Cosenza, un passo dall'1-1. È stato miracoloso però Dalcin, poi avrebbe voluto il calcio di rigore tutto il Palacosenzia, non è stato dello stesso avviso, tuttavia il direttore di gara. Sarà quindi semplice out. È rientrato in campo anche Carlitos, ma soprattutto è rientrato in campo Jefferson Titon per quanto riguarda la formazione padrona di casa. Si riprende a giocare Titon, viene verso il centro, poi serve Pelesigno, conclusione sull'esterno della rete del numero 18, era comunque attento Dalcin. Selusio cerca e trova Marinovic, Liberti, nuovamente Marinovic, Selusio controlla male, rimessa Pirossigeno Cosenza.
C'è stata deviazione su questo tocco di Carlitos, ancora rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Carlitos a battere, pallone all'indietro per Pelesigno, imprecisissimo, quindi Selusio intercetta, poi recupera lo stesso Carlitos. Pelesigno verso Titon, ora Bavaresco. Ha il problema di girarsi, lo fa servendo Carlitos, poi pallone dentro per Pelesigno. Dalcin lascia scorrere molto bene, calcolando bene i tempi. Liberti, impreciso qui però nel servire Dario Marinovic, e quindi sarà rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Altro possesso regalato ai padroni di casa. Batte Titon che colpisce Liberti, sarà corner. Carlitos fuori per Bavaresco, la scivolata di Selusio a chiudere la sua conclusione. Carlitos per Titon, conclusione con deviazione, altro corner. Resta sempre lì la Pirossigeno Cosenza, caccia del gol dell'1-1, ma arriva il time out chiesto da coach Tuoto appunto sull'1-0 con un calcio d'angolo a favore. Ci prendiamo una breve pausa anche noi. Finito il time out, squadra in campo, si riprende a giocare dal corner. Bavaresco in battuta, pallone lì per uno tra Bruno Petri e Titon. L'ultimo tocco è nuovamente di Dario Marinovic. Ancora corner, la alza Bava a cercare Carlitos, la cui conclusione sbilenca perché Calderolli gliela sporcata prima. Quindi Marinovic vuole puntare subito Bavaresco, da lì è nato il gol dell'1-0. Marinovic si affida a Calderolli, serie di finte, ancora Dario Marinovic. Selusio, Calderolli, ancora Selusio, giro palla della Feldi che nel frattempo ha perso qualche metro. Adesso Caponigro è costretto a metterla fuori sulla pressione di Carlitos, che guadagna quindi l'out. Bruno Petri va da Titon, lui può puntare in banda, vuole venire verso il centro, serve Carlitos. Serie di finte del 17, quindi Titon con il blocco di Carlitos viene verso dentro e serve Bavaresco. Non c'è lo spazio per tirare, prova lo stesso Bavaresco ma trova la deviazione di Selusio. Poi del Ferraro, pallone in profondità per Bruno Petri, sfera imprecisa, rinvio dal fondo per Dalcin che serve Calderolli. Caponigro, ancora Calderolli, la alza a cercare il proprio numero 7, fa buona guardia Pelesigno, blocca del Ferraro, ancora Pelesigno, servito da Carlitos, spalle alla porta, tallonato da Calderolli, non è la situazione migliore, ne esce in maniera egregia però l'ex Active Network. Pallone adesso tra i piedi di Dalcin, la porta di là, Caponigro calcia, sul primo palo trova l'intervento di del Ferraro, corner a favore della Feldi.
Pallone fuori per la conclusione. Provata da Vincenzo Caponigro, che trova la deviazione di Bavaresco. Ancora Caponigro, ancora sfera altissima, questa volta senza tocco da parte di un avversario. Carlitos, pallone per Pelesigno, poi Marchio a cercare Pelesigno in profondità, esce però tranquillamente in anticipo dal Cin. Del Ferraro ci deve mettere la mano per impedire ulteriori guai. Corner per la Feldi, cercato e trovato Selusio, che poi va alla conclusione in due tempi, ha bloccato Del Ferraro. 3:27 all'intervallo, 0-1 ancora il punteggio, ma partita finora molto divertente. Marchio per Carlitos, eccola la sfera per Tidon, un po' di spazio, il 91 se la prende tutto, e quando ha un po' di spazio il cannibale non perdona, pareggia la Pirossigeno Cosenza con il gol del solito Jefferson Titon, che fa 1-1, segna sempre il 91, ancora il 91, nuovamente in parità il punteggio, 1-1, gol di Titon. È sempre lui con il numero 91, il fenomeno Jeff! Andiamo Lupi, olè! Ha pareggiato dunque la Pirossigeno Cosenza con il gol di Jefferson Titon al minuto numero 16:43 della prima frazione, quando si lascia un po' di spazio al cannibale in paglia numero 91. Lui non perdona e fa 1-1. Paga a caro prezzo forse la prima disattenzione difensiva del proprio match la Feldi Eboli. Difatti è rientrato Venanzio, che ha servito Caponigro, che ha liberato la conclusione col destro. Del Ferraro respinge e poi porta il pallone fuori dalla propria area di rigore. Titon libera tutto, si ripartirà da Dalcin. Caponigro, pallone verso Calderolli, ancora Caponigro, rischia però la Feldi sulla pressione della Pirossigeno Cosenza. Difatti Pelesigno recupera la sfera, tallonato nuovamente da Caponigro, la mantiene Pelesigno, poi calcia via Marchio, rimpallo che favorisce Titon, a terra Venanzio che protegge l'out che è per lui. C'è un'intensità di gioco comunque pazzesca sul parquet del Palacosenza da ambo i lati. Marchio di testa anticipa Braga, gamba alta per tutto il parquet, per tutto il palazzetto ovviamente, non il parquet, non per il direttore di gara. Si resta a 4 pari nel computo dei falli, a 2:15 dall'intervallo. Braga, Calderolli, in no look, passa su Carlitos, poi pallonetto ai danni di Del Ferraro. Gran giocata qui da parte di un fenomeno qual è Fabrizio Calderolli. Pallone che comunque è terminato sul fondo. Felipigno allontana direttamente in fallo laterale, sale la pressione della Feldi in questa circostanza. Galliani da Venanzio, quindi Lucas Braga, ancora Galliani, recupera Felipigno, occhio al possibile contropiede della Pirossigeno Cosenza. Felipigno a servire Marchio, calcia col destro, trova l'intervento di piedone da parte di Carlos Dalcin, poi regolare la spinta di Marchio ai danni di Braga, quindi Pelesigno, si continua a giocare, Felipigno un po' di spazio, calcia col mancino, sfera che è terminata sul fondo. ...90 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 il punteggio. Al gol di Marinovic ha risposto Titon. Venanzio, pallone per Marinovic, quindi Calderolli, ancora Marinovic, deviazione di Bavaresco in fallo laterale. Galliani verso Dalcin,
Quindi Calderolli, ancora Galliani. A terra tutto regolare per il direttore di gara. Bavaresco protegge l'uscita di Del Ferraro sulla pressione di Venanzio. Bruno Petri per Bava. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. Bavaresco verso Felippigno, quindi Pelesigno, di là ci sarebbe Bruno Petri completamente solo, ma Pelesigno non l'ha visto, vuole puntare, poi calcia, pallone che è terminato alto sopra la traversa della porta difesa di Dalcin, che adesso rimette in gioco verso Lucas Braga. Venanzio da Galliani, Marinovic vuole servirlo, Del Ferraro lo aspetta lì. Bavaresco, pallone per Bruno Petri, quindi Felippigno deve inseguire la sfera per tenerla in gioco, evita la rimessa laterale ma concede corner alla Feldi Eboli. Adesso si gioca Salvo Samperi il proprio time out a 15 secondi all'intervallo, con un calcio d'angolo a favore, per provare a costruire qualcosa che possa portare la Feldi Eboli in vantaggio negli spogliatoi. Finito il time out, squadre che tornano in campo. Ci sarà questo calcio d'angolo a favore della Feldi Eboli a 15 secondi all'intervallo. Marinovic in battuta, vedremo cosa avrà costruito sulla propria lavagnetta Samperi. Pallone alzato per Lucas Braga che la cicca, Marinovic di testa, torna da Galliani, 10 secondi, si va da Dalcin, si deve liberare subito della sfera. Del Ferraro la chiama e la blocca. 5 secondi all'intervallo, pallone lungo per Bruno Petri che si deve girare, non ha il tempo di andare alla conclusione. Finisce qui il primo tempo. Pirossigeno Cosenza e Feldi Eboli vanno nello spogliatoio sul punteggio di 1-1 al vantaggio di Dario Marinovic. Ha risposto il solito Jefferson Titon. Noi ci fermiamo per qualche attimo, a tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Feldi Eboli.
you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart, but you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. Made you think that I would always stay. I said some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine, and now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. Oh girl, I make you cry when I run away. Girl, take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that I'm much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I'll make you cry when I run away. Save your tears for another day. Ooh, girl, I said save your tears for another day. Tears for another day. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time, man. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song, bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table
any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it. Rieccoci tornati in diretta, amici sportivi, dal Pala Cosenza. Tutto pronto per l'inizio della ripresa tra Pirossigeno Cosenza e Feldieboli. 1-1 il risultato della prima frazione. Al vantaggio di Dario Marinovic ha risposto il gol di Jefferson Titon. Andiamo subito a vedere quelli che sono i due quintetti di partenza per le due formazioni. Da sinistra a destra la Pirossigeno Cosenza con Del Ferraro, Marchio, Felipigno, Pelesigno e Bruno Petri. Da destra a sinistra invece la Feldieboli con Dalcin, Calderolli, Venanzio, Restaino e Lucas Braga. Gli stessi quintetti di partenza dunque scelti da Tuoto e Samperi per iniziare questa seconda frazione. Primo possesso adesso tra i piedi dei giocatori della Feldieboli. Restaino verso Calderolli, quindi Venanzio, ancora il numero 11 a imbucare, cerca e trova Lucas Braga, si gira sul margine e calcia, colpisce in piena figura del Ferraro che poi esulta.
Pallone alzato per Lucas Braga che colpisce la traversa. Occasione qui per la Feldi. Buona la palla di Calderolli. Braga si è coordinato bene e ha colpito la traversa. Dopo soli 37 secondi dall'inizio della ripresa. Pellesigno verso Bruno Petri, quindi Marchio la protegge molto bene. Recupera Venanzio che calcia con deviazione, il pallone finisce in corner. Venanzio va alla conclusione sulla figura di Bruno Petri, poi Dalcin invitato a salire, non ci pensa due volte l'estremo difensore che serve ancora Venanzio, ha un po' di spazio, Felipigno lo ferma, quindi Bruno Petri da Pellesigno, prova ad allungare la propria corsa sul Restaino, guadagna fallo laterale, Bruno Petri là per Felipigno che va alla conclusione, pallone che è terminato fuori, se l'è trovato sul piede debole, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, l'ex giocatore dell'Eco City Genzano. Dalcin a servire Calderolli, quindi Venanzio, da questi a Restaino, ancora Venanzio, si fa vedere nuovamente l'ex Acquesapone che imbuca alla perfezione su Lucas Braga come fatto qualche istante fa, recupera però questa volta Pellesigno che allontana, ancora Calderolli, finisce a terra Marchio, tutto regolare per il direttore di gara, sarà comunque rimessa laterale a favore anzi corner a favore della Feldi Eboli. Pallone fuori per Restaino, controllo e conclusione, sfera sul fondo. Del Ferraro, pallone lungo direttamente tra le braccia di Dalcin, quindi Calderolli fermato da Felipigno, rimessa laterale per la Feldi, Calderolli a battere, torna dietro da Venanzio, ancora Calderolli, pallone questa volta impreciso per Venanzio, non si sono intesi i due, possesso che torna ai padroni di casa. Pallone all'indietro per Del Ferraro, quindi Bruno Petri. Confidava nella partenza di Pellesigno, che invece era rimasto sul posto per offrire una soluzione di passaggio. Non si sono intesi in questo caso i due. La rimessa laterale sarà a favore dei campioni d'Italia con Restaino in battuta. Quindi Dalcin. Braga, conclusione questa volta tentata da Restaino che non è andata a buon fine, proprio Restaino servita adesso da Calderolli, si torna all'ex Acquesapone, prende campo centralmente, poi Lucas Braga la lascia lì per Restaino, conclusione di punta, trova attento Del Ferraro, pallone verso Bruno Petri, punta Venanzio, ancora Bruno Petri verso il centro, finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara, Venanzio la tiene in campo, Calderolli da Braga, occhio al possibile contropiede, frena il 13, a caccia di rinforzi, è entrato anche Liberti, Calderolli vuole puntare in banda, ha davanti a sé Marchio, poi in buca verso Braga, chiuso molto bene da Pellesigno. Rimasto a terra qui Pellesigno. Accompagnato all'uscita dal campo, al suo posto è entrato Iton.
Marinovic. Punta Felipigno, viene verso il centro Dario Marinovic. Ora Liberti. Sposta e calcia, Del Ferraro respinge e poi allontana con i piedi. Si coordina anche molto bene perché spedisce il pallone direttamente dalle parti di Dalcin, che però l'ha messa a terra e vuole partire. Marinovic. Ha intercettato Felipigno, sarà rimessa laterale. Esce dal campo il 22 ed entra il 17, entra Carlitos. Venanzio dentro per Lucas Braga. Non arriva a destinazione la sfera del 13. Quindi Carlitos, Titon. Marchio. Pallone per Titon. Di testa Venanzio. Poi allontana Marchio e lascia il campo a Bavaresco. Marinovic verso Selusio. Subito ritmi alti. Liberti. Va ancora da Selusio, nuovamente Liberti. Marinovic torna dietro da Dalcin. Marinovic calcia, deviazione di Carlitos, l'ultimo tocco del croato, rimessa Pirossigeno Cosenza. Bavaresco per Carlitos. Quindi Del Ferraro in proiezione offensiva. Bruno Petri. La protegge bene sulla pressione di Venanzio. Poi la scarica verso Titon. Viene verso il centro, non calcia ma vuole servire Carlitos. Lascia scorrere Marinovic, blocca Dalcin. Occhio al contropiede, Selusio controlla. Serve Venanzio Cini, baldasso, pallone dentro, la chiusura della retroguardia rossoblu. Titon prova a ripartire, messo a terra fallosamente da Venanzio, punizione Pirossigeno. Dentro nuovamente Chilelli per Bruno Petri. Bavaresco da Carlitos. Ancora Bava, Chilelli. La tiene lì, poi torna dietro per Del Ferraro. Ancora Chilelli, tenta il controllo, pallone mal calibrato da parte dell'estremo difensore rossoblu. Sarà rimessa laterale per la Feldi Eboli. Liberti. Pallone verso Marinovic, ancora Liberti. Selusio. Scambiano Marinovic e Liberti. Ora Selusio, nuovamente il 9. Marinovic prova a servire subito Selusio. Pallone che è terminato fuori, rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza. Del Ferraro. Poi cerca Titon che di testa prova a rimetterla dentro. Selusio invece lucidissimo di petto, tornata dal Cin. Ancora Selusio, siamo già dall'altra parte. Cerca e trova Liberti in banda, poi Selusio si libera per la conclusione. C'è la deviazione di Chilelli in out. Liberti fuori per Restaino, anzi per Selusio. Conclusione ribattuta. Sale anche Dalcin. Selusio calcia ancora, pallone che è terminato alto. Doppia occasione per Giancarlo Selusio al minuto numero 6:09 della ripresa. Del Ferraro verso Carlitos. Quindi Titon. Ora Bavaresco. Chilelli. Cerca e trova Carlitos. L'ultimo tocco è di Selusio. La rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Bavaresco.
Carlitos ancora per Bavaresco, Chilelli di tacco a servire Carlitos, la grandissima giocata di Tiziano Chilelli che porta al primo gol casalingo di Carlitos, è in vantaggio la Pirossigeno Cosenza con la rete del numero 17, con la giocata di Tiziano Chilelli ha ribaltato tutto, la Pirossigeno Cosenza ha segnato Carlitos 2-1. La giocata di Chilelli che è andata a liberare Carlitos, il quale a tu per tu con Dalcin non ha potuto fare altro che segnare. 2-1 per i rossoblù e vedremo adesso quale sarà la reazione della Feldiepoli. Selusio, pallone per Liberti, punta Titon, calcia Liberti, respinta del Ferraro, poi Chilelli è ancora decisivo, questa volta nella metacampo difensiva ad anticipare Selusio. Pallone per Dalcin, è entrato Bruno Petri per Chilelli, Dalcin la porta di là con la calma olimpica, Marinovic poi la alza male, recupera del Ferraro che lascia scorrere sul fondo e lancia lungo per Bruno Petri, di petto la mette giù alla perfezione, la protegge su Marinovic ma è solo, subisce fallo, gran lavoro qui del pivot brasiliano naturalizzato georgiano, punizione per la Pirossigeno Cosenza. Bruno Petri fuori per Felipigno, deviazione poi Dalcin, la schiaffeggia in corner, anzi fallo laterale dovrebbe essere, no è corner, pallone che era terminato al confine delle due linee. Bruno Petri allo spazio per servire Felipigno, intercetta Marinovic che avvia la ripartenza, chiude bene Carlitos però blocca del Ferraro. Bruno Petri deve resistere alla carica di Selusio, quindi Carlitos, ancora Felipigno, passa molto bene Felipigno, pallone che è rimasto in campo, lo chiude Liberti, gran giocata qui però del 22 che si era autolanciato verso la porta di Dalcin, chiude Liberti invece, Felipigno per Carlitos che non riesce a liberare la conclusione, Marinovic molto bene, mette palla a terra Dalcin e la riporta di là, Selusio, fischi per lui, pericoloso in più circostanze, devia Marchio, rientra Titon e rientra anche Lucas Braga di là. Caponigro, spalla alla porta Lucas Braga, poi Venanzio, anzi Selusio voleva l'inserimento di Caponigro che però non ha seguito l'azione, quindi possesso che è tornato ai padroni di casa. Marchio per Del Ferraro, sulla parallela non c'è nessuno, pallone che è terminato in fallo laterale. Pallone verso Lucas Braga a terra, falloso l'intervento di Marchio. È ammonito pure il capitano rossoblu, punizione per la Feldi. Secondo ammonitore del match dopo Calderolli dall'altra parte. I due capitani ammoniti.
Caponigro a battere verso Liberty che calcia, respinge Titon. Poi recupera Bruno Petri, quindi Titon prova ad autolanciarsi. Bruno Petri dall'altra parte, 4 giocatori a terra. Alla fine recupera la sfera Selusio, quindi Lucas Braga, servito da Dalcin. Vuole ragionare e andare da Calderolli. Era stato lui a recuperare. Caponigro. Liberty. Cerca e trova Lucas Braga, ancora Liberty. La deviazione di Bruno Petri, che intelligentemente si frappone tra la porta e la palla. Dentro Selusio, dentro Venanzio, dentro anche Pelesigno di là. Calderolli viene verso il centro, la lascia per Selusio che calcia, pallone sul fondo senza deviazione. Felipigno, pallone verso Marchio, quindi Titon. Pelesigno ora, ancora Titon. Felipigno torna dal 91. Ora Felipigno ancora a controllare il pallone. Marchio calcia, Dalcin chiude molto bene lo specchio. Ottima l'uscita qui del numero 3. Felipigno da Pelesigno, quindi Titon. Da lì può puntare ma davanti a sé a Venanzio. Quindi Marchio, ancora Titon. Deviazione di Venanzio, la tiene in campo il 91 che serve poi Pelesigno. Da questi a Marchio, prova l'imbucata, trova l'intercetto definitivo da parte di Fabrizio Calderolli, che torna dietro. Selusio si deve impegnare per tenerla in campo e ci riesce. Dalcin, ancora da Selusio. Calderolli la lascia lì per Selusio, quindi Braga. Calderolli, Braga, conclusione senza deviazione, realizza il gol del 2-2 la Feldieboli, con Selusio che stava disturbando Del Ferraro regolarmente, che si è scansato dalla traiettoria al momento giusto. Pari della Feldieboli ha segnato Lucas Braga quando siamo giunti al minuto numero 10 e 25 della ripresa. E time out chiesto qui da coach Tuoto. Ristabilita dunque la parità grazie al gol di Lucas Braga, che è andato a riprendere la marcatura di Carlitos, e quindi 2-2. Si riprende a giocare adesso in completa parità a 9:35 dal termine. Calcia Chilelli, trova la respinta di Dalcin coi piedi. Andiamo a rivedere qui il lancio di Felipigno, la conclusione di Chilelli, respinta da Dalcin. Marchio verso Felipigno, torna dietro da Del Ferraro, sale in pressione Selusio. A 2 tocchi Del Ferraro, va in parallela direttamente sugli spalti, rimessa laterale Feldi. Calderolli verso Selusio, ancora Calderolli, devia Felipigno.
Calderolli, pallone in profondità, intercettato da Marchio, che poi fa tutto da solo, va alla conclusione, voleva trovare in mezzo Felipigno, che non può arrivare su questa sfera, pallone direttamente in fallo laterale. Feldiapoli pronto a riprendere a giocare. Scambiano Selusio e Calderolli. Ancora l'11 a cercare Braga da terra, prova a servire un compagno, tutto regolare per il direttore di gara. Pellesigno verso Chilelli, ancora Pellesigno, Felipigno, quindi Pellesigno vuole puntare, passa molto bene verso il centro, poi serve Marchio, imbucata per Chilelli che voleva il taglio di Pellesigno, il quale invece si stava sovrapponendo sul primo palo. Altra occasione per i rossoblù, errore di comunicazione qui tra Tiziano Chilelli e Pellesigno, il quale se avesse tagliato sul secondo palo avrebbe calciato a botta sicura. Ad Alcin praticamente battuto. Venanzio per Selusio, pallone alzato bene per Caponigro, arriva prima Felipigno di testa però. Marinovic da Dalcin, ancora Marinovic, Selusio da Caponigro, Venanzio, ora Marinovic, pallone per Venanzio, conclusione qui da parte di Selusio, pallone che è terminato fuori. Felipigno, Bavaresco verso Chilelli, l'ultimo tocco di Venanzio alla rimessa della Pirossigeno Cosenza. Bavaresco da Felipigno, quindi Chilelli, ancora per Bavaresco che si impegna a mantenerla in campo, non ci riesce tuttavia. Caponigro da Selusio, Venanzio, ancora Selusio, Caponigro, torna al 77, scambiano i due. Caponigro finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara che lo invita a rialzarsi. Rimessa rossoblù, Bavaresco gioca da Pellesigno, Felipigno, serve Chilelli che la tiene molto bene, poi la lascia lì per Bavaresco, pallone che è apparso all'ultimo a Dalcin, il quale però è riuscito molto bene a respingere. Grande occasione qui per i rossoblù a 7:03 dal termine. Occhio a Felipigno che calcia, trova ancora la parata di Dalcin. Si fa insistente adesso la manovra della Pirossigeno Cosenza, che è andata due volte vicino al gol in 10 secondi, prima con Bavaresco, poi con Felipigno. Pallone alzato per Chilelli che si coordina, pallone alto e largo. Dalcin mette in gioco per Selusio, non cambia da diversi minuti Samperi. Ha stretto le rotazioni il coach ex Meta Catania. Marinovic, pallone verso Selusio. Caponigro da Marinovic. La lascia scorrere Selusio pensando che Caponigro fosse dietro di lui, non si intendono i due. Possesso regalato, riconsegnata alla Pirossigeno Cosenza che sta facendo riposare Titon, sta facendo riposare Bruno Petri. Nel frattempo Chilelli tocca per Carlitos, sta facendo riposare anche Capitan Marchio in attesa degli ultimi minuti. Ne mancano 6:16 e il punteggio è inchiodato sul 2-2 come contro il Napoli. Calderolli deve arrivare prima di Carlitos e quindi non vada troppo al sottile. Pallone in fallo laterale con Del Ferraro che la va a recuperare, Pellesigno che presumibilmente la rimetterà in gioco. Carlitos da Del Ferraro, libero Pellesigno, lo serve molto bene Del Ferraro, mette giù Pellesigno, messa a terra la Caponigro, tutto regolare per il direttore di gara. Calderolli di tacco a Marinovic, quindi Caponigro, ancora Marinovic, ora Dalcin, lunga per Caponigro, blocca direttamente Del Ferraro che mette palla a terra,
Poi Carlitos a cercare di trovare Bavaresco che calcia sulla figura di Selusio, anzi di Calderolli, che ha respinto in fallo laterale. È rientrato in campo Bruno Petri nel frattempo. Ed è rientrato anche Lucas Braga di là. Momento di pausa per entrambe le formazioni, 5:38 al termine. Bavaresco a battere, torna dietro da Del Ferraro, che serve Bruno Petri. Allo scadere dei 4 secondi Bruno calcia, ma il pallone era già uscito. Rimessa Feldi. Venanzio, pallone in profondità a cercare Lucas Braga, corpo basso in area di rigore, si gira, tutto regolare per il direttore di gara. Del Ferraro, pallone verso Pelesigno. Occhio a Braga che prova a girarsi, chiuso ancora da Bavaresco in corner. Fuori Pelesigno, dentro Titon. Questi ultimi 5 minuti. Pallone dentro, la chiusura di Bavaresco, prova a tenerla viva Venanzio, riparte Carlitos, palla al piede, Carlitos punta, Carlitos vince il rimpallo, poi alla fine protegge il calcio d'angolo. Rientra Marchio per Bavaresco. Bruno Petri da Titon, conclusione sporcata 3 volte alla fine l'ultimo tocco di Venanzio. Nel frattempo esagerazione qui da parte di Venanzio, che viene giustamente richiamato dal direttore di gara e beccato dal pubblico del Pala Cosenza. Si è ripreso a giocare Titon, pallone per Bruno Petri. Quindi Carlitos vuole puntare Venanzio, chiuso molto bene. In fallo laterale. Titon vuole puntare, viene verso il centro, poi va da Carlitos che fallisce il controllo. Sarebbe stato in un'ottima posizione per calciare in porta. Occasione però sprecata. Dalcin, pallone di là direttamente sul fondo. Del Ferraro rimette per Titon, quindi Carlitos. Vedremo quale delle due squadre, e se una delle due squadre oserà per prima con il portiere di movimento, visto che mancano 4 minuti e 10 secondi al termine del match e il punteggio è di 2-2. Calderolli lungo per Lucas Braga, pallone che non arriva a destinazione. Punto che in ottica playoff alla Feldieboli sicuramente scomodo non farebbe. Diciamo che per quella che è la condizione, per quelli che sono gli obiettivi, i 3 punti servirebbero più ai padroni di casa. Venanzio, pallone per Lucas Braga. Ovviamente anche la Feldieboli non sputerebbe su 3 punti. Nel frattempo la conclusione di Lucas Braga che finisce sul fondo.
di pochissimo del Ferraro battuto, pallone che è terminato largo a 3,52 dalla sirena. Carlitos, pallone per Marchio. Titon la protegge bene, quindi Marchio allontana, rimessa laterale per la Feldieboli. Calderolli a battere. Samperi ancora a disposizione, il time out tuoto no, è bene ricordarlo, a 3,5 dal termine. Calderolli, Selusio vuole puntare Titon che lo aspetta lì. Braga riesce comunque a ricevere. Vuole girarsi, poi la lascia lì per Venanzio, chiuso bene da Bruno Petri che subisce un colpo in faccia e non riesce a ripartire, ma la rimessa è comunque sua. Ancora nervoso Venanzio che viene ammonito e insieme a lui anche Titon. Terza e quarta ammonito del match dopo Calderolli e Marchio. Nel frattempo qui Venanzio comunque sta rischiando ulteriormente con queste scenate. Si riprende a parlare di futsal giocato. Marchio in area di rigore, calcia, trova la chiusura di Dalcin in corner. Entra Bavaresco al posto di Marchio. Corner battuto ora per Carlitos che la colpisce d'esterno, sfera larga dal Cin, subito a rimettere in gioco Calderolli, serve Venanzio, pallone sul fondo. C'è corner a favore della Feldieboli. Ancora fischi per Venanzio. Selusio a battere il corner, pallone dall'altra parte per Calderolli che non riesce a coordinarsi. Arrabbiatissimo del Ferraro con Titon perché qui era passato un pallone sanguinosissimo. Sarà comunque rimessa laterale. Predica calma dalla panchina il direttore sportivo Bossio. Servito del Ferraro da Felipigno. Pallone lungo, impreciso per Titon, rimessa Feldi. 2,35 alla sirena. Dalcin. Felipigno recupera, poi Titon sulla figura di Dalcin, non di mano secondo il direttore di gara, di mano invece ovviamente secondo tutto il Palaferraro, Palacosenzia pardon. Si riprende a giocare, si continua a giocare, pallone fuori, fallo laterale per la Feldieboli. Volevano l'espulsione qui i ragazzi di Tuoto, arriva invece il time out chiesto da Samperi. E ci sono i fischi di tutto il Palacosenzia per una direzione arbitrale che quest'oggi
ha dato a desiderare da un lato e dall'altro, ma che in questi frangenti sta punendo di più la Pirossigeno Cosenza. Diretto, è fuori aria, regolare. Era fuori, no? Si riprende a giocare con il calcio di punizione. Dalcin, Selusio, Calderolli, Marinovic e Venanzio da un lato, Del Ferraro, Bavaresco, Bruno Petri, Pellesigno e Felipigno dall'altro. 2:13 al termine. Marinovic per Calderolli, quindi Selusio. Ancora Calderolli, Selusio, fischi per la Feldieboli. Fischi di paura da parte del Palacosenzia. Dalcin, pallone per Marinovic, quindi Selusio che ha la superiorità numerica, pallone per Calderolli, interviene Del Ferraro, poi allontana Felipigno senza fronzoli, direttamente dalle parti di Dalcin, ha rischiato qui però la Pirossigeno Cosenza con la parata di Del Ferraro ai danni di Fabrizio Calderolli che adesso punta Pellesigno. Serve poi Marinovic. Alla fine Selusio trova la deviazione di Bruno Petri e la conseguente rimessa laterale. Selusio verso Marinovic, quindi Dalcin. Ancora Marinovic, Calderolli. C'è la pressione di Pellesigno e Felipigno, quindi Feldieboli che deve riflettere anche abbastanza rapidamente. Nel frattempo fallo di Bruno Petri ai danni di Selusio, il secondo. Nessuna delle due rischia di andare in bonus perché è 1 minuto e 18 dal termine. Siamo 2-2 col computo di falli, anche 2-2 nel punteggio. Calderolli, pallone all'indietro per Giancarlo Selusio, quindi Venanzio tra le linee a cercare e trovare Fabrizio Calderolli. Passa col tunnel ai danni di Bruno Petri. Regolare il suo intervento secondo il direttore di gara. Si riprende a giocare col possesso in favore della Pirossigeno Cosenza. Serie di doppi passi di Bavaresco che poi va da Felipigno. Imbuca dentro per Bruno Petri. La protegge quel che può. Guadagna il corner sulla deviazione di Selusio. 51 secondi alla sirena. Tutto o niente per Pirossigeno Cosenza e Feldieboli. Inchiodate sul risultato di 2-2. Pellesigno a battere il corner. Pallone alzato per Bavaresco, grande rischio, infatti Calderolli arriva di testa, si presenta a tu per tu con Del Ferraro. La chiusura determinante del portiere rossoblù a 44 secondi dalla fine su Fabrizio Calderolli. Questa è veramente determinante. Ora Del Ferraro, siamo già all'altra parte. Bruno Petri per Felipigno, 1 contro 1 davanti a Selusio. Ancora Bruno Petri, calcia la deviazione di Selusio. In fallo laterale, rientrato Titon per questi ultimi 31 secondi. Rimasta a terra invece dall'altra parte uno strematissimo Fabrizio Calderolli, che su 40 minuti probabilmente ne ha fatti 35 sul parquet se non più. Fondamentale il suo apporto per la Feldieboli. Pellesigno serve Titon, vuole inventarsi lui l'1 contro 1. Punta Selusio, Titon è largo, viene verso il centro. Ancora Titon, la possibilità di calciare con deviazione, pallone che è terminato fuori. Sarà comunque corner, 20 secondi al termine. La vuole corta Bruno Petri, servito, c'è lo scambio, intercetta Venanzio, poi Calderolli, Venanzio può ripartire. Falloso l'intervento di Pellesigno che viene anche giustamente ammonito a 12 secondi dal termine. È il quinto giallo del match. Ultimo possesso che quindi presumibilmente sarà per i campioni d'Italia. Dalcin,
Sale anche lui, vuole andare alla conclusione, effettivamente l'effetto a sfera sul fondo. Del Ferraro subito a rimettere per Felipigno, 5 secondi, Felipigno dentro per Titone, ancora Felipigno, Bruno Petri non arriva, blocca dal Cinde che poi calcia, finisce qui un bellissimo Pirossigeno Cosenza Feldi Eboli, due squadre che hanno dato spettacolo sul parquet del Pala Cosenza, termina 2-2, iniziale vantaggio nel primo tempo firmato da Marinovic, pareggio di Titon, poi nella ripresa il gol di Carlitos per il 2-1 e il pareggio realizzato da Lucas Braga, punto importante per la Pirossigeno Cosenza che comunque approfitta della sconfitta del Ciampino per allungare nuovamente e ovviamente perde 2 punti sull'Active Network che ha vinto con l'Olimpia Verona. Feldi Eboli che invece con questo punticino resta in zona playoff. Gran partita da parte di entrambe le squadre. Per il momento è tutto da parte di Cristian De Nicolò, a tra poco per le interviste post partita. Want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
Rieccoci nuovamente in diretta dal Pala Cosenza, ai nostri microfoni coach Leo Tuota, allenatore della Pirossigeno Cosenza. Dopo questo 2-2 con la Feldi Eboli, coach, sicuramente si può festeggiare per il risultato di grande prestigio, ma anche rammaricarsi perché magari sarebbe potuto andare diversamente. Sì, allora, nella massima sincerità è una partita, è anche giusto il risultato perché comunque è stata una bellissima partita. Conosciamo la Feldi, campione d'Italia uscente, è una squadra che ha fatto la Champions League, è una squadra composta da giocatori di altissimo livello, quindi oggi per l'ennesima volta faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno saputo disputare una partita buonissima, alla pari, una partita dove l'intensità è stata padrona, col tutto che abbiamo giocato martedì, fisicamente i ragazzi hanno dato una pressione importante, abbiamo cercato di non soccombere, di non abbassarci quasi mai e ci siamo riusciti, abbiamo giocato e abbiamo fatto veramente una bella partita, i ragazzi sono stati eccezionali e usciamo con un punto, peccato, ma un punto che muove la classifica, un punto che per l'ennesima volta fa bene al morale. Adesso però dobbiamo cercare un attimo di fare qualcosa di più, se vogliamo salvarci, perché a piccoli passi non ci riusciamo, abbiamo bisogno di un passo grande, di un passo lungo, però i presupposti ci sono tutti, la squadra in salute lo ha per l'ennesima volta dimostrata contro una grandissima Feldi Eboli, come avete visto, preparatissima e niente, bravi i miei ragazzi, bravi la Feldi, ottima la partita, credo che sia stato veramente uno spettacolo per il numeroso pubblico che è venuto oggi qua. E questo passo lungo è da fare sicuramente a Viterbo nello scontro diretto di settimana prossima. È una questione di Viterbo, è da fare, non da fare. Io sto parlando adesso, mancheranno mi sembra 7 partite e quindi dobbiamo raccimolare più punti possibili, cercare di mantenere le distanze col Mantova e vedere poi. Certo è uno scontro diretto con l'Active, più che diretto è uno scontro importante dove far punti e portare anche 3 punti, che non è facile perché è una delle squadre che ha dimostrato durante l'anno di fare un grandissimo calcio a 5, Monsignori ha fatto un lavoro incredibile, eccezionale, quindi non è facile giocare col Metro, non è facile giocare col Mantova, non è facile giocare col Verona, questo è un campionato di Serie A e dobbiamo capire tutti che qui è veramente difficile e dura portare punti a casa, bisogna fare la partita della vita, ci siamo, vediamo e lotteremo con tutte le energie che abbiamo, questo lo posso promettere che fino all'ultima giornata faremo un culo enorme per cercare di, scusatemi la parola, per cercare di salvare la Pirossigeno. 3 partite in 6 giorni, la squadra comunque ha risposto presente dal punto di vista fisico. Dalla partita col Napoli a quella di oggi sono trascorsi soli 6 giorni e le partite disputate sono state 3. Sì, abbiamo disputato, è stata martedì siamo andati a Mantova partendo domenica dopo la partita del Napoli, viaggiando per 12 ore in pullman e poi abbiamo giocato col Mantova senza prepararla, anche questo un po' ha influito, non è una giustificazione, però sì, 3 partite difficili, dure e i ragazzi hanno risposto bene fisicamente, lì è il lavoro di tutto lo staff, del preparatore che ci sta aiutando tantissimo e dai, andiamo avanti. Grazie coach e in bocca al lupo. Grazie Crepi. Da Cristian De Nicolò è tutto, linea alla regia.